Web marketing, lingue estere, accoglienza, conoscenza delle culture straniere sono alcune delle materie su cui verte la formazione che ha coinvolto un centinaio di strutture ricettive di tutto il Veneto, il 90% delle quali attive in Venezia e nel suo litorale, in vista dell'afflusso di milioni di turisti attesi anche in Veneto per l'Expo, ma soprattutto per le sfide future. L'Expo è il presente, ma per uno che lavora sulla formazione è anche già il passato, perché ovviamente gli operatori devono prepararsi e formarsi su quelli che saranno i nuovi flussi. L'ente bilaterale Veneto, Friuli Venezia Giulia ha messo a punto 2 diversi progetti finanziati dall'Unione Europea, Strangers in Chioggia e 4 stagioni Business No Stop, finanziamento complessivo circa 100.000 euro, formazione per quasi 150 operatori. Occasione per scoprire che l'imprenditore medio del turismo veneto è abitudinario e poco aggiornato. L'attuazione dei progetti ha fatto emergere le carenze sulle competenze linguistiche e culturali, l'impreparazione formativa sull'accoglienza, l'inadeguatezza nell'uso di marketing, web marketing e social network. Se vuoi raggiungere i cinesi devi usare Baidu, se vuoi i russi invece Yandex. Dove invece riusciamo a trovare il mercato cinese e russo, che resta comunque il mercato in termini di numero di utenti online più grande del mondo. Lezioni di formazione che certamente non danno una preparazione totale, ma aiutano a migliorare l'impatto col cliente turista, a cui serve attenzione, cura e a volte basta davvero poco. Accoglierlo col sorriso, con un saluto in lingua tradizionale del proprio paese, può essere già un sentirsi a casa per chi arriva in un albergo qui a Venezia o nel Veneto.